Ottava giornata del campionato di Serie D Girone I. Allo stadio Bruccoleri si affrontano il Castrum Favara di Terranova e il Ragusa di Spadola in una partita molto importante da entrambe le parti, punti salvezza in palio nel derby siciliano che inizia però nel ricordo di Marianna Bello, il cui cadavere è stato trovato poche ore prima dell'inizio della partita. Ma veniamo al film dell'incontro con le immagini prodotte come di consueto da Giuseppe Montalbano e attacca subito forte il Castrum Favara alla ricerca del gol. Ci prova subito con la conclusione dalla distanza Limblici e attento Bonagura a dire di no. Insiste ancora la squadra oggi in tenuta bianca guidata da Nicolò Terranova che attacca sulla sinistra. Oscar Mendes non riesce a ribadire in porta, ma ancora attacchi dal lato sinistro, soprattutto con Kosovan che è ispirato, mette in mezzo questo pallone, non arriva Tripicchio, arriva Limblici con il tap-in che però non inquadra la porta. Poi inizia un periodo favorevole al Ragusa, intanto con questa palla messa in mezzo da Memeo e infine conclusione da dimenticare dalla distanza da parte di Bianco. Poi ancora l'attacco vivo da parte dei ragusani con D'Amore che si inserisce, altra conclusione dalla distanza che non inquadra lo specchio della porta, ma è nuovamente la formazione di mister Giovanni Spadola a farsi vedere con questo tiro di Callegari che viene bloccato dal portiere lauritano. All'improvviso si riaffaccia in attacco il Castrum Favara con Kosovan che prova a creare i presupposti per andare a bersaglio. Il tiro mancino dell'ex Trapani non inquadra lo specchio della porta. Poi altro tentativo da parte degli ospiti con questa palla messa in mezzo da parte di Rizzo. Alla fine il batti e ribatti produce questo mancino da parte di Baum von Spinner, bloccato da Lauritano. Dall'altra parte si fa vedere di nuovo Kosovan con una conclusione dalla distanza messa in calcio d'angolo da Bonagura, ma occhio all'ultima occasione del primo tempo. Cross di Rizzo per la testa di Campanile che anticipa l'uscita di Lauritano ma non trova lo specchio della porta. Con le immagini passiamo al secondo tempo che inizia con questo tentativo da parte di De Min che sorvola la traversa, ma su questo attacco sull'out di destra si stappa la partita. Cross di Kosovan, ci prova Oscar Mendes che va giù nel contrasto aereo, per l'arbitro è rigore e dal dischetto si presenta Andrea Tripicchio, il quale spiazza Bonagura, realizza l'1-0 e fa esplodere il pubblico presente al Bruccoleri, anche perché la partita adesso cambia forma, cambia fisionomia. Il Castrum Favara ha tanto spazio da prendere, qui ci prova dalla distanza col mancino proprio di Tripicchio che non inquadra lo specchio della porta, ma occhio a questo calcio di punizione da parte di Kosovan, incrocio dei pali pieno, rimane fermo Bonagura che viene salvato dai legni. Poi all'improvviso si riaffaccia in avanti il Ragusa con questa giocata al limite dell'area da parte di Campanile che trova la palla bloccata dal portiere lauritano, ma dall'altra parte arriva il 2-0, arriva il raddoppio da parte del Castrum Favara che di fatto chiude i giochi con questa giocata di Leone entrato dalla panchina che poi va ad esultare, va a sentire l'urlo di gioia del Bruccoleri. Poi su quest'ultima azione con qualche scaramuccio arriva il triplice fischio da parte del signor Melloni, torna a vincere davanti al pubblico amico il Castrum Favara che mette dentro 3 punti d'oro contro il Ragusa. Da Sportisili è tutto, alla prossima!